Presentato ieri presso il Circolo Empedocleo di Agrigento il libro di Francesco Viviano, il giornalista Mare Nero, una testimonianza diretta dell'autore che ha attraversato, fingendosi migrante, il Mar Mediterraneo, poi scoperto per via del suo cellulare. L'incontro è stato curato dall'Unione Cattolici Giuristi Italiani, presieduto dall'avvocato Pietro D'Alessandro, che ha visto le considerazioni dell'avvocato Nino Caleca, già presidente dell'Unione Giuristi Cattolici di Palermo, di Don Baldo Reina, rettore del seminario, dello stesso autore. Tra i partecipanti anche il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, avvocato Vincenzo Avanzato, e l'onorevole Michele Cimino, referente regionale dell'Unione Giuristi Cattolici. Avvocato Nino Caleca, presente a questa presentazione del libro di Viviano, una storia che racconta sulla sua pelle proprio un'esperienza fatta dal giornalista. Sì, Viviano nel raccontare questa storia ci ha messo l'anima, non è soltanto un semplice resoconto giornalistico, ma è la compassione, cioè la passione insieme vissuta appunto con questi soggetti disperati che fuggono alle guerre, alla miseria e cercano qui un aiuto. Quell'aiuto, come ci racconta Viviano, fino ad oggi non lo hanno trovato. E la domanda che pone Viviano a tutti noi è: trovate il modo di aiutare questi disperati. Questo è il grido che viene da questo libro. Un'iniziativa molto importante che l'Unione dei Giuristi Cattolici di Agrigento ha voluto affrontare con la presentazione di questo libro di Francesco Viviano, editorialista del giornale La Repubblica, insieme a Nino Caleca, con Pietro D'Alessandro e Don Baldo Reina. Sono particolarmente contento del fatto che l'Unione dei Giuristi Cattolici si testimonia sempre come un'associazione che tende ad affrontare i temi importanti nell'ambito sia sociale ma anche giuridico, e ascoltando anche il Presidente dell'Ordine degli Avvocati Avanzato abbiamo potuto apprendere come questa città è una città che in tema di diritto degli immigrati ha approfondito diverse tematiche e ha proposto anche delle iniziative molto interessanti. Forse serve che ognuno nel proprio ambito, ognuno per la propria parte, proviamo a fare opinione, a far sentire la nostra voce, a riconoscere il valore di questa tragedia e in che modo, veniva detto poco fa, una tragedia ha una dimensione geopolitica, in che modo noi ci inseriamo, qual è il nostro pensiero, come lo diffondiamo questo pensiero, oppure se ci fa comodo unirci al coro di questo momento o ad alcune voci del coro di questo momento, per cui sì a casa loro, aiutiamolo a casa loro, respingiamoli, non permettiamo loro di toccare le nostre sponde, eccetera, eccetera. Il mio sforzo come di cronista, di giornalista, di inviato, è stato sempre quello di raccontare le realtà, vedendole più possibile da vicino e non seduto a tavola, che come diceva il precedente relatore, una cosa è stare a tavolino, un'altra cosa è andare a viverla.